Macroregione News. La forma dell'infinito è il titolo dato alla grande mostra d'arte contemporanea di respiro internazionale che verrà ospitata a Udine nelle sale di Casa Cavazzini dal 16 ottobre al 27 marzo. Ad organizzarla il Comitato San Floriano con curatore Don Alessio Geretti. A volerla, promuoverla e sostenerla il Comune di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Promoturismo FVG, la Fondazione Friuli, ai quali si stanno affiancando partnership private. Contenuti ed obiettivi della mostra sono stati descritti in sala IACE Udine dallo stesso Don Geretti, dopo gli interventi di saluto del sindaco Pietro Fontanini, degli assessori Fabrizio Cigolotta e Maurizio Franz e dell'assessore regionale Barbara Zilli. Un progetto nato oltre 2 anni fa, ha sottolineato l'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz, che punta a ben oltre 50.000 visitatori dopo aver richiesto importanti lavori di adeguamento di Casa Cavazzini allo scopo di rendere gli ambienti sicuri e funzionali ad ospitare opere di estremo valore. Questa mostra, La forma dell'infinito, rappresenta qualcosa di unico per la città di Udine e per tutta la nostra comunità friulana, perché c'è un progetto artistico di altissimo livello, perché verranno esposte una 70ina di opere provenienti dai musei più prestigiosi al mondo, alcune opere mai viste fino ad ora, e quindi già questa è una garanzia di eccellenza, ma poi anche per i contenuti spirituali di questo progetto, perché il pensiero va alla nostra anima e alla voglia di infinito che c'è in ognuno di noi, e quindi un qualcosa che caratterizzerà questa mostra. L'obiettivo è ambizioso perché guardiamo ben al di là dei confini regionali, con una proiezione internazionale di questa mostra, con la voglia di portare decine di migliaia di turisti. L'obiettivo è almeno 50.000 turisti, ma probabilmente Covid permettendo riteniamo che potrà darci ancora maggiori soddisfazioni, e soprattutto un progetto molto condiviso dalla realtà economica della città di Udine, perché saranno protagonisti tutte le categorie economiche, tutti gli operatori della città, e stiamo adesso lavorando per dei progetti comuni che rendano la città più viva, più vivace, più attraente. Un'idea che si è voluto sviluppasse il Comitato di San Floriano con la curatela di Don Geretti, che ha già al suo attivo 30 grandi mostre ad illeggio e 1 milione di visitatori. Sembra quasi una contraddizione parlare di forma dell'infinito, ha commentato Don Geretti, ma è esattamente la sfida che l'arte cerca di raccogliere per dare forma alla percezione dell'immensità. Don Geretti ha elencato in 10 rivelazioni alcuni aspetti peculiari che caratterizzeranno l'originalità della mostra, il cui approccio vorrà essere esistenziale, interiore, toccante, e per questo non ci saranno intelligenze artificiali ma guide in carne ed ossa a raccontare 70 opere provenienti da 10 paesi diversi d'Europa, di cui almeno 10 opere mai esposte nei musei e viste da alcuno. Di grande valore anche il catalogo che accompagnerà la mostra, in cui ogni opera è stata adottata per un personale commento da un illustre personaggio della vita culturale italiana. Particolare attenzione verrà riservata alla sostenibilità, sia nella regolazione dei flussi del pubblico sia nella declinazione della sostenibilità economica dell'evento. Gli slot per le visite giornaliere saranno dai 50 ai 60, prenotabili già a partire da fine giugno. L'inaugurazione della mostra non sarà un semplice avanti si entra, ha chiosato Don Geretti, perché nelle sue intenzioni è previsto uno spettacolo teatrale a suggellare l'inizio. L'assessore alla cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolotta, ha rimarcato l'originalità e fascino del tema di questa mostra, che vuole fare di Casa Cavazzini uno dei futuri luoghi di riferimento della cultura del Friuli Venezia Giulia, dando impulso alla preziosità delle numerose componenti storiche, artistiche e culturali della città di Udine. Sì, ci sono i presupposti di una grande qualità artistica, innanzitutto da parte del curatore, della direzione, ma c'è un impegno corale che vede le strutture dell'amministrazione cittadina, il territorio della città di Udine, le realtà sociali, economiche, imprenditoriali anche di questa nostra città, operare per promuovere Udine come una delle sedi espositive sulle quali poter fare riferimento. Ecco, abbiamo adeguato Casa Cavazzini a tutti i più avanzati standard di sicurezza per ospitare delle opere che vengono dai più importanti musei europei e quindi possiamo dire dei più grandi musei
internazionali, abbiamo soprattutto la volontà di proporre un progetto artistico che sia a misura della città di Udine e del territorio. Quando si verrà a visitare questa mostra noi vogliamo che lo spettatore, il pubblico esca arricchito da un percorso espositivo che lo stimola a riflettere, a confrontarsi, a porsi delle domande, ciascuno con le proprie convinzioni filosofiche, spirituali, religiose. Questo non è importante, però attraverso l'opera di questi grandi artisti del Novecento riuscire a lasciare un segno in colui che visita questa mostra di questa tensione, che è una tensione naturale dell'uomo, a pensare, a guardare, a domandarsi qualcosa sull'infinito. E credo che sia un buon modo per iniziare le mostre a Udine, perché noi abbiamo la volontà ovviamente che a questa prima grande mostra negli anni futuri ne seguano, e già dal 2022 ne seguano delle altre.